Veneto 1 con voi. Focus Attualità. In provincia di Treviso rappresenta oltre 9.000 imprese, comprendendo tutti i vari mandamenti, imprese del commercio, del turismo, dei servizi. La Confcommercio è la maggiore associazione imprenditoriale del terziario trevigiana, è una delle principali associazioni di rappresentanza del nostro tessuto economico. Associazione che sta vivendo in questi giorni, in queste settimane, un significativo, potremmo dire storico, se il termine non fosse ormai abusato, passaggio, cambio al vertice. Il presidente Renato Salvadori, giunto al termine del suo ultimo mandato quinquennale, ha deciso di passare la mano, lasciare la presidenza. Il cammino è già stato definito, gli succederà l'attuale presidente incaricato Federico Capraro. Il passaggio verrà completato a breve, a fine mese, ma appunto un cambiamento, una svolta davvero significativa nella vita di questa importante associazione. Ben ritrovati da Mattia Zanardo per un nuovo appuntamento di Veneto 1 con voi, e benvenuto al nostro ospite, appunto Renato Salvadori. Ben trovato. Grazie per l'ospitalità e un saluto a tutti i vostri ascoltatori, telespettatori. Appunto Renato Salvadori, dicevamo presidente uscente dell'Ascom Confcommercio di Treviso, che ha guidato dal 93 al 2007 e poi dopo una parentesi è stato rieletto nel 2014, appunto per mantenere l'incarico fino ad oggi. Per dare così l'idea della rilevanza di questo passaggio di consegne di cui accennavamo, basti ricordare che nella sua storia ormai ultra settantennale, la Confcommercio di Treviso ha avuto finora 3 presidenti, uno dei quali appunto è Renato Salvadori. Presidente Salvadori, quasi 20 anni alla guida dell'associazione, 25 poi di impegno associativo, perché naturalmente lei era già, prima di assumere l'incarico di vertice, di massimo dirigente, ha svolto altri ruoli all'interno dell'associazione. Un lungo periodo in cui si può dire davvero lei ha visto cambiare l'associazione, ma anche l'intero terziario, l'intero settore trevigiano. Sì, vengo dal Giurassico, vengo da un momento completamente diverso da quello che stiamo vivendo oggi. Vengo da una situazione nella quale si parlava di commercio e poco altro, e il discorso stava intorno alla modernizzazione introdotta dai primi centri commerciali, mentre oggi siamo in una realtà che è completamente cambiata. Parliamo di terziario, anzi parliamo di commercio, di turismo, di servizi, di piccole imprese e di professioni, quindi una dimensione economica, uno spazio in termini di presenza sul mercato che è una crescita esponenziale rispetto a ciò che eravamo. Lei ricorda spesso che l'economia terziaria vale oltre il 50% dell'intero PIL della nostra provincia. Vale esattamente, pur in una provincia manifatturiera, il 52% del PIL e occupa 6,2 dipendenti, collaboratori ogni 10. Quindi la rivoluzione terziaria non è più solo nelle idee, nelle parole, nelle considerazioni che posso fare io o qualcun altro al mio posto. È una realtà oggettiva con la quale tutti devono fare i conti, ed è una realtà che è destinata a cambiare molto di più di quanto non sia già avvenuto il tessuto e l'abitudine di relazione, ma anche l'aspetto commerciale, l'aspetto imprenditoriale di questa nostra realtà. Forse è come chiedere all'oste se il vino è buono, però questa economia, questa rivoluzione ormai attuata di cui lei ci parlava, ha un ruolo riconosciuto appieno come meritano i numeri che ci citava? No, non ha un ruolo riconosciuto appieno, anche perché dei 3 macro settori il commercio è in oggettiva difficoltà.
nel senso che mancano i consumi interni, c'è un problema di crescita economica, c'è soprattutto un problema di fiducia delle aziende, delle imprese, delle famiglie, e c'è anche un problema legato al reddito disponibile, cioè fatto 100 ciò che una persona o una famiglia incassa, di questo 100, tolto le spese fisse, il mutuo, le bollette, la macchina, il leasing, eccetera, gli rimane molto poco da spendere, quindi il commercio è in crisi. Mentre crescono il turismo e crescono i servizi. Due aspetti che nell'immaginario collettivo sono poco percepibili, ma il risultato finale, alimentato in maniera prevalente dai servizi, è quello che dicevo prima, un'economia che si è fortemente terziarizzata. Senta, fermiamoci però un attimo proprio su, diciamo, quello che è l'elemento, come diceva lei, più percepibile, più riconoscibile, quello del commercio, che oggettivamente sta soffrendo. Soffrono soprattutto i piccoli negozi, i negozi tradizionali, insomma, dati anche regionali recenti dicevano che negli ultimi 10 anni ne sono spariti, ne hanno chiusi quasi 2 su 10, insomma siamo vicini al 20% di questi negozi che hanno abbassato la saracinesca. Cosa si può fare, come si può in qualche modo, se non invertire, arrestare questa tendenza che purtroppo è presente anche nella nostra marca? Beh, a livello macro bisognerebbe molto semplicemente rendere disponibile più reddito in tasca ai consumatori. Da un punto di vista imprenditoriale basterebbe semplificare una serie di percorsi. Oggi purtroppo importiamo dall'Europa e moltiplichiamo come cattiva abitudine normativa italiana una serie di adempimenti che comportano multe, difficoltà, complicazioni di vita che rendono molto difficile la competizione. Quindi togliendo questo già avremmo semplificato molta parte della questione. Il terzo elemento è che bisognerebbe mettere anche i negozi di prossimità in una condizione facilitata e facilitante rispetto alla nuova competizione che è quella del commercio elettronico. E sul commercio elettronico bisognerebbe aprire una pagina di un'enciclopedia, ma mi limito a dire un'unica cosa. La stragrande maggioranza dei marketplace, cioè dei mercati virtuali ai quali molti dei nostri consumatori, molti dei nostri cittadini, noi stessi ci rivolgiamo, hanno testa e portafoglio da altre parti, per cui finiamo per dare i nostri soldi a dei soggetti che se li tengono stretti, magari in paradisi fiscali, e non pagano le tasse. Questa è una distorsione con la quale dovremmo fare i conti se qualcuno non ci mette le mani prima. Lei è comunque fiducioso anche per il futuro dei negozi, proprio quelli anche trevigiani, potranno sopravvivere e guardare ai prossimi anni? Ma io dico sostanzialmente due cose. La prima è che ciascuno di noi vive di relazioni e quindi ha bisogno del contatto umano e non c'è computer, mouse o tastiera che sia in grado di garantirlo. Ecco il valore della prossimità, che è fatto anche, secondo passaggio, di qualità, di scelta di qualità, di prodotti particolari che possono dare al commercio un'opportunità in più. Il terzo elemento, che forse è distante dai primi due, ma che fa comunque una grande differenza, è che l'unico vero capitale umano delle nostre comunità è l'attività terziaria. Nell'esperienza di ciascuno di noi, basta guardarlo. Quando si spegne una vetrina lungo una via, immediatamente dopo se ne spegne un'altra e poi un'altra ancora. E quando quella via, non dico che sia diventata buia, ma è in penombra, il comune deve fare una roba semplice, assume un vigile che faccia il presidio di quel territorio. Ecco, allora proprio a questo proposito, Presidente Salvadori, per le caratteristiche, il tipo di attività dei vostri associati, siete l'organizzazione forse più inserita nel tessuto sociale, urbano, cittadino. Ecco, dalla metà degli anni 90, da quando lei appunto rappresenta questa associazione, sono molto cambiate anche le nostre città a partire dal capoluogo Treviso. Ma sono molto cambiate e ciò è sotto gli occhi di tutti. Un esempio che riguarda Treviso, il PUT. Il PUT nell'immaginario collettivo, ce lo dicono anche le ultime ricerche demoscopiche che abbiamo commissionato, è una ferita non ancora rimarginata. Ma è cambiato il modo di vivere all'interno dei centri urbani. Quasi tutti i centri urbani
sono in grande difficoltà perché subiscono un'emorragia di abitanti che dal centro si spostano in periferia, per comodità, per minori costi, per facilità di servizi, per un insieme di ragioni. E il risultato, se guardiamo Treviso, che è già una grande entità con i comuni di cintura, cioè con i comuni di vicinanza, ma se dovessimo fare una fotografia da sopra, scopriremmo che Treviso è una ciambella col buco, e il buco è dentro le mura. Cosa servirebbe per invertire? Residenza innanzitutto. Servirebbero giovani messi nella condizione di scommettere sul futuro facendo dei figli, perché senza ragazzini, senza vagiti, senza asili nido, senza scuole primarie è difficile fare strada. È difficile che una persona anziana con qualche chilo in più e magari un mezzo enfisema possa correre i 100 metri, rischia di venirgli il coccolone. Questo è il rischio vero che sta correndo la nostra società. È una società che invecchia, è una società per alcuni aspetti almeno ricca, opulenta, ma incapace di fare scatti. Dovremmo trovare il modo di facilitare i giovani, magari non tanto dando loro più disponibilità economica, quanto una serie di servizi che consentano loro di fare famiglia davvero. Senta, lei nella sua conferenza stampa di saluto ha parlato di una provincia piena di risorse ma con una regia debole. Cosa intende? Intendo che il territorio, proprio perché ha tante risorse e proprio perché ha tante intelligenze, rischia di avere una dispersione delle seconde, e il risultato è che ciascuno fa la propria corsa curandosi poco della corsa altrui, per cui ciò che manca davvero a questa provincia è, non dico il bene comune, che è un termine molto complicato e molto aulico, ma l'interesse generale. Abbiamo degli imprenditori che vivono all'estero ed esportano e sono casi di studio per la loro capacità imprenditoriale, per la loro innovazione, di cui sul territorio conosciamo poco o nulla. Eppure, se quella innovazione, se quella capacità venisse messa a regime, probabilmente, e quindi a disposizione della collettività, probabilmente ne avremmo un vantaggio. L'altro aspetto è che purtroppo nell'ultimo periodo, in ragione anche della legge di riforma sui consigli comunali, il dibattito politico, i consiglieri comunali, il consiglio comunale non vale più assolutamente nulla. Il potere è tutto in mano al sindaco e in mano alla giunta, il che può essere facile da un punto, o più semplice o anche più produttivo da un punto di vista di semplificazione del sistema, ma quel sindaco, quella giunta traguarda i primi 5 anni con l'idea di essere rinnovata per i secondi e poi alla fine pensa che arriverà qualcun altro, cioè manca quella visione di lungo corso intorno alla quale si costruiscono i futuri. Quindi questa regia dovrebbero essere le amministrazioni a compierla, il regista, insomma, dovrebbe essere l'amministrazione, magari appunto quella dei centri maggiori, quella del capoluogo Treviso? Anche qui distinguerei. Sicuramente Treviso in quanto capoluogo ha una responsabilità e mai come in questo momento una grande opportunità. La responsabilità è quella di fare il capoluogo davvero in una provincia che è popolata di 100 campanili. Dall'altro ha l'opportunità, pur avendo solo il 10% della popolazione, di impostare politiche di grande respiro che le consentano di diventare agli occhi degli altri il vero e proprio capoluogo. Ma secondo me la vera responsabilità sta in capo a noi cittadini. Se noi ci accontentiamo di poco avremo sempre meno, e io purtroppo vedo poco, probabilmente a cominciare da me, quella tensione morale, quel bisogno di miglioramento, quel lievito che alla fine fa crescere le idee. A proposito di idee, un'idea che ha sostenuto un progetto, anzi anche concreto, che la Confcommercio di Treviso ha sostenuto a lungo, è quella di un parcheggio in centro o comunque in prossimità del centro di Treviso. Voi stessi insomma avevate sostenuto una proposta in piazza della Vittoria di un parco interrato che poi non ha avuto esito. Se ne torna a parlare anche nell'ambito della riqualificazione della Camera di Commercio. Serve ancora un grande parcheggio, un grande parco interrato in centro a Treviso? Ma più che chiederlo a me, bisognerebbe chiederlo alle persone, soprattutto le più anziane, che abitano in città da lungo tempo e che, se posseggono una macchina, spesso sono obbligate a fare 3, 4, 500 metri perché il garage è distante da.
La domanda diventa, in una vita frenetica come quella nostra, uno comprerebbe un appartamento in un centro storico, in un centro urbano, quindi spendendo di più che in periferia, per non avere i servizi essenziali, uno dei quali è il parcheggio. Immaginatevi una coppia, una famiglia che debba fare 500 metri con gli sci sulle spalle, piuttosto che ne so, con le cassette d'acqua per portarle dall'auto alla casa. Quindi questo è fondamentale, ed è per questa ragione che all'epoca noi avevamo proposto un parcheggio in Piazza della Vittoria e che io ritengo ancora oggi buona l'occasione della Camera di Commercio da questo punto di vista, che magari in Piazza Borsa quel nuovo parcheggio potrebbe diventare una specie di motore a reazione per il rilancio della città. Finita l'era dei centri commerciali? Altro tema su cui voi avete impostato più di una battaglia. Io non ho mai pensato che i centri commerciali fossero il male assoluto. Ho pensato che i centri commerciali distribuiti a mani larghe, oggi in provincia di Treviso sono 27 e abbiamo quasi 2 volte e mezzo la superficie media regionale, distribuiti in questo modo e senza programmazione, non fossero utili a nessuno. Non fossero utili al consumatore, non fossero utili in termini di servizio, non fossero utili neppure agli investitori in quanto tali. Temo che questa sia una profezia destinata ad avverarsi. Peraltro riconosco ai centri commerciali una capacità di innovazione che fa il motore, fa l'anima della concorrenza, ed è copiando loro che anche il commercio di prossimità può crescere. E il mix fra le due robe può diventare davvero un'opportunità di competizione e quindi un miglioramento di relazione anche rispetto al nuovo pericolo, sistema, alla nuova modalità del commercio elettronico. Classiche domande per concludere questa nostra chiacchierata con Renato Salvadori, classiche domande in queste occasioni in cui qualcuno lascia un incarico di responsabilità dopo averlo tenuto per parecchio tempo, il progetto di cui va più fiero in questa sua gestione. Beh, il progetto di cui vado più fiero è quello di essere arrivato 5 anni fa dicendo che mi sarei occupato del passaggio generazionale e con coerenza di averlo portato avanti. Quindi oggi l'associazione può contare su un nuovo presidente, un presidente incaricato di 43 anni che ha capacità, fiato ed intelligenza per fare bene, ma molto bene, e lo farà mixando le proprie caratteristiche con quelle di un direttore che è un manager puro con delle capacità assolutamente notevoli. Ma l'altra soddisfazione è quella di aver in qualche modo costruito, insieme a Piero Tedesco, insieme a tutte le squadre dei nostri dirigenti che hanno condiviso il percorso, una struttura che intanto è seria e credibile, poi è capitalizzata, e questa è una sicurezza per tutti, e da ultimo ha costruito una serie di servizi in grado davvero di semplificare la vita alle imprese. Quindi oggi Confcommercio Treviso è un porto sicuro a cui rivolgersi con certezza. E invece anche magari un rimpianto, qualcosa che non è riuscito a realizzare? Beh, il rimpianto vero è quello di non essere riuscito a mettere a sistema, da un lato, all'interno di casa nostra, il sistema dei mandamenti, delle autonomie, che hanno una loro dignità e un loro valore, ma derivano da un modello, quello del post bellico, che oggi forse per alcuni aspetti almeno è superato, e dall'altro di non essere riuscito a portare a fattor comune, a far sintesi tutta la cacofonia degli interessi diversi, spesso, come posso dire, velleitari, che se invece ricondotti ad una dimensione comune avrebbero probabilmente consentito di ottenere risultati diversi e per questa ragione migliori. E allora Renato Salvadori, che lo ricordiamo, anzi lo avevamo detto all'inizio, insomma è imprenditore naturalmente proprio del settore del commercio, ma non solo, principalmente insomma l'azienda di famiglia nel campo dei prodotti per l'agricoltura. Oltre all'azienda, oltre alla famiglia, ora Renato Salvadori a cosa si dedicherà?
Oddio, non lo so perché non ci ho ancora pensato, però posso dirvi che ho comprato una seconda moto molto più piccola perché ho in mente di andare a fare la Via del Sale. Sono 500 km di strade sterrate in mezzo alle colline senesi per andare verso la Versilia. Già questo mi pare un bel progetto. Assolutamente. Progetti invece diciamo pubblico-istituzionali al momento non ce ne sono. Neanche uno, ma non sto facendo medina, proprio non ci ho pensato, non li ho, non ho nulla all'orizzonte. E allora non possiamo che augurare, come dire, un buon viaggio in moto, magari questa prossima estate che si avvicina. Intanto grazie a Renato Salvadori per averci anche raccontato il passato, il presente e anche il futuro del terziario trevigiano. Grazie. Grazie a lei, ai vostri ascoltatori e radioascoltatori, telespettatori. Grazie anche da parte mia a tutti voi, a chi ci ha seguito sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e chi invece ci guarda sui nostri canali social e sui nostri canali video. L'appuntamento è ad una nuova puntata di Veneto 1 con voi. A risentirci e arrivederci a presto. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.